Ecco la galleria. È il centro, il cuore, il punto nevralgico di incontro dei 1000 binari di una grande città. Momento sera! Qui si combinano i più grandi affari. Belli capelli, te vuoi fare una penna, 50 lire. Qui si raccolgono i magnati della finanza e della borsa, quelli che fanno e disfanno il corso dei cambi. Cambio dollari. Cambio dollari. Ed è qui che ferve la vita politica, dove con elevate discussioni si decide la sorte dei ministeri. Ma certo che sei E stato. allora perché ci va tu e ci resti? Ma te che tempo? Ma non mi fa ridere! No, ma guarda che te Ma i veri padroni, i dominatori della galleria sono gli artisti. Ecco, questo è il loro regno. Subrettini, comici, macchiettisti, ventriloqui, fantasisti, soprani, la più piccola attrazione del mondo e... È arrivato Gardegno, eh? La bomba atomica della comicità. Eccomi qua, amici miei. Come va la vita? Lo gradireste un bel giretto in provincia? Io lo gradirei, sì. A Cardenio sono 35 giorni che non lavoro. Ho 3 piazze qui. Qui c'è da ingrassare, eh? Ho dunque pesco rocchiano, fara sabina, antrodotto. No, Antrodotto no, a noi 2 mesi fa un tropoccio rince, no? Non ci hanno capito. Potremmo fare, non so, poggio mirtetto. Ma che non lo conosci? Non hanno mai convinti con Pagati. Ma Pippo, scusa, in mancanza di meglio. Oh, quante aria, mancanza di meglio. Ma chi credete d'essere voi tre? Il quartetto Cetra? Ah, oh, per norma regola tua. Io 10 anni fa, quando facevo l'opera, venivano giù i teatri. Shirley Tem. Venivano giù i teatri, c'erano i bombardamenti allora, bambine. Andiamo, Gardè, veniamo al sodo. Sto giro lo fai o non lo fai? Lo faccio, farò un girone. Di ritorno. Oh, spiritosi. Ragazzi, comunque non facciamoci illusioni. La compagnia con voi è un po' terra-terra. Beh. Qui ci vorrebbe una bella soubrette. Marisa Chanel. Marisa. Gardè, ciao. Stavolta non mi fai scena. Marisa. Marisona bella. Cara. È la più affascinante soubrette del mondo. Come va? Gardè, cambia strada. Ma cosa pensi mai, divina? Io non pretendo nulla da te. Volevo solamente dirti che ho parlato con Tittoni. Di che? Come? Di che? Di te, naturalmente. Veramente. Senti, pupa, a me Vandosiris ha detto, anzi, mi ha pregato. Lei mi deve lasciare il copione. Olè, Sepp. Come andiamo? Bene, caro. Mi hanno detto che formi. Sì, ho già formato l'elenco, ho già ordinato i manifesti. Ho saputo che hai una buona rivista. Sì, questa, scritta apposta per nascere. Senti. Oggigiorno le ragazze per le pizze vanno pazze, fanno le pizze ma le cozze. Ho capito. No, caro, tu non hai capito niente, permetti. Senti quest'altra frase. Brecate, un brillo. Meraviglioso. Caro. E poi se non mi fidassi non sarei qui. È una tua scritturata. La mia seconda è soubrette. E la terza com'è? Gardegno, senti un po'. Ma Che? noi dobbiamo mangiare. Ma cosa mangiate a Senti, fare? i soldi ci sono. Tu sei nato per fare il comico, Dici? bello mio. Ma allora vuol dire che veramente non c'è una lira. Ma i soldi ci saranno. Di, tu sei malato in testa. Stavolta non caccio manco una lira, eh? Ma no, tu. E allora chi? Ma non fare la tonta. Ce l'hai sempre quell'amichetto che traffica in vegetali? Ma chi? Come chi? Ciccio di Sellero, frutta e verdura. Su, via, va a telefonare che andiamo a rischio di perdere il treno, su. No, io non telefono. Allora dammi il numero, telefono io. Tu non ti devi accostare a ciccio mio. Marisuccia. Atto. Quanto sei falso. Va a telefonare. Ma ricordati che è l'ultima volta che t'aiuto. Va a telefonare. Amici, siamo salvi. Gardè, va vattene. Uff. Pronto? Pronto? Ciccio, sono Marisa. Marisuccia tua. Mia? Tu sei mia? Tu sei come l'altrite che c'ho io, tu, vedi, sei periodica sei. Ti posso vedere? No, devo partire in tournée. Ecco, ma il guaio è, cocca mia, che tu vai sempre in tournée. Bisognerebbe invece che andassi e non tournée. Allora sì che... Ma quando devi partire? Adesso, subito. Adesso? Ma come? Ma come? Io sono l'uomo più coniugale del mondo. Ma mica posso fare sempre il libertino io. E che posso fare? Bisogna che t'adatti alle esigenze dell'arte, no? Come? Figlio bello, tu fai male a faticare tanto. Va bene, io mi adatto, ma anche tu bisogna che
compenetriti, no? Medesimiti di me come che io di te, se no la cosa non combacia, non hai capito? Insomma, non ci possiamo vedere solo per fare due chiacchiere. Ah no, così è peggio, che senza capezzarci niente, tutto in perdita allora? No, non mi pare che... Mi serve una qualche cosa. No, mica tanto. Andiamo a non fare lo spilorcio. Beh, senti, io ti posso dare la caparra adesso. Ecco, il saldo al ritorno dopo lo sdoganamento, va bene? Va bene, vieni a presto, Farò del tutto per non perdersi affare, si capisce? Mazzo Gerza e vengo immediatissimamente. Marisuccia tua, allora si mangia. Io vado a casa a preparare il bagaglio, ci vediamo tra mezz'ora a stazione? Possiamo stare tranquilli? Sì. Sei una cannonata. Andiamo. Andiamo, pupa. No, ma io Eccola. Ciao, ci vediamo al mio ritorno, Marisa! La diva! Fai presto, Marisa! Beh, com'è andata, E come deve essere andata? Quello è un materialone. E quanto t'ha dato? Poco. 20.000. Questi sono i veri sacrifici, cara Marisa. Subire in nome dell'arte. Che? Se ci sono quelle due io non parto. Oh, eccola sul presto. Bocca quella. Non litigate con Marisa adesso, Stava lì. Ma lascia perdere. Ma che ti importa di quelle due, là? T'ho detto che non ce le voglio. Ma ti vuoi confrontare con loro? Su, che dici noi siamo i veri artisti. Convinciti, i grandi artisti. Bonsoir. Perdonatemi, signori, molte cose vi dirò. Non vi parlo di dolori, solo ridere, io so. Ho fatto divertire i miei parenti, cugini, babbi, il nonno e la mamma. Ed anche i miei fratelli sono contenti. In casa mia c'è la felicità. Perciò, se permettete vi diletterò. Perciò, se voi ridete, pure io riderò. Io rido sempre. Quello che mi fa più ridere è il pensare a... Che cosa? Indovinate che cos'è? Tu sorella! Sono figlio unico, signore. Indovinate, su. Tu nonno! Rispetti la vecchiaia. È l'imitazione di un signore che accarezza un cammello. La mia seconda imitazione. Attenti, Indovinate che cos'è questo? Dling, 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 dling. Dling, 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 dling. Che cos'è? L'imitazione di un passaggio a livello. Buono, no? Brutto cane, guitto, maledetto. Tutto il copione me rovina. Questa imitazione, signori, l'ho incisa sui dischi volanti. Croce rossa! Croce rossa! Croce rossa! Sangue! Oh, sangue! Guarda. Ma che sangue, pomidori! Maestro, attacca! Avanti, muovetevi, disgraziate! Sorridete! Tu sciaguratevi, ne catiglio anche l'altra, di non coprire Marisa! Quella è matta, dai! Va bene.
la fa passare. Ci penso io. Largo? No. Mi fate passare? No. Pamela, allargati! Eugenio, vieni! Marisa ha buttato in platea Pamela! Tiratela su! Sì, su! Ma sei impazzita? T'avevo detto che non volevo quelle due in compagnia. È morta? No. Ma che bella roba che mi avete bello, portato! eh? Che bella compagnia! È bellissimo, eh? Cosa, ringraziate Dio che non mi prendo a calci! Vi do qualche soldo e poi ve ne andate! Qualche soldo, voi dovete pagarsi il contratto completo. Pagare il contratto completo a voi! Disgraziati questi! Sei cani, imbarazzata via, là, piuttosto! Via, su! Giù Avanti, le mani. via! Oh. Andate via, via! Disgraziati! Scusi lei, ma non lo potremmo vedere noi questo spettacolo? Permesso, senta. Via! Scusi lei, senta, ma noi siamo bravi, sa. Andate via! Scusi tanto, sa, lei è un trio forte come il nostro. In Italia non l'ha mai visto, sa. Andate Glielo via! dico io. Via! Vi ho detto via! Va bene, calma. Andate via! Siamo tutti d'un pensiero? E allora dai! Forza! mi spinge! Coraggio! Su! Dai! Forza, ragazzi! Siete forti, non ci muoviamo mai di Forza, scende a darci una mano, bella! data la mia spinta finanziaria. Lo vedi com'è questa? Ma io mi sono stufata! Pure tu! Su, un po' di buona volontà, su! Forza! Dai! Dai, così! Forte! Quando la valle si ridestò, sfolgorante piena di color, scende sul cavallino in testa, un innamorato pien d'ardor, schiocca la sua frusta, canta la canzone, cavallino con lievo, che adesso ti metterò. Sentili quei grebani, massa deforme, incompetenti. Agatha, entra! Vieni dentro! Vieni dentro! Non piange così, se no ti va giù la Non darei con voce! quei capponi. Tu ne potevi fare pure a meno di portarci qua sopra tutti E quanti. che ne sapevo Ma io? Quei cretini non capiscono niente. Noi ce la mettiamo sì. tutta. Adesso me li lavoro io. A me quella platea di fuoco. Voglio farne un tappeto silenzioso che distenderò i vostri piedi. Salvaci. Tira. Vedi che bello. E da dove è questo? Gentili signore e signorine di questo civettuolo paese. Il cliente ha sempre ragione, figuriamoci il pubblico. Ed io appunto sono qui per solazzarvi, divertirvi, eccetera, eccetera. Per questo vi racconterò una delle più belle storielle della mia collezione, una storiella che ha vinto un concorso a Brescia nel 1911. La storiella è questa. Levar il microfono. Se ci penso, mi viene da ridere a pensare. E levar il microfono. Oh, t'ho detto di levar il microfono. Se non erro, qualche signore del pubblico ha detto di togliere il microfono. Va bene, sarà servito. Scusino, adesso poi la finisco. Appunto, il signore è contento? E adesso levate pure te, no? Per me pare. Pure io? Va bene. Prima di finire, però, tutta la compagnia canterà. Caterina? Ma chi è questa Caterina? Ma chi è sta Caterina? E chi la conosce? Caterina. Che cosa vuoi? Lasciatemi in pace, eh? Su, Caterina bella, vieni a far sentire sti disgraziati come sei canta. No, io con tutto il pubblico non canto. Su, da brava vieni. No, Fallo per Ennio, ma me. lo sai che ho paura, non è Avanti, possibile. su, vieni. Ma no, scusa, ti Vieni. prego. Calma, signori, calma! Un momento! Ragazzi, ma che figura ci facciamo? Ci sono io a basta, si fa cosciente. Via, via! Cosa volete? Ma Mascalzoni, Lazzaroni, Ma c'hai vigliacchi, vigliacchi! Basta! A Bologna ho sostenuto Benaltro. lasci Lasciatemi! giù le mani! Voglio
finire il mio Giù numero! le mani, Voglio sono un finire autore! il mio numero! Basta! Figliacchi! Con tutta questa gente. Ma di che c'hai paura? Su. Andiamo, Ma lasciate finire lo ti spettacolo e prego. dopo canto io, ragazzi. Non è su, possibile, perché adesso? Ennio, ti prego, lasciami andare. E ora vai su e canta come sai No, cantare. Posso ma sali no, dal no, non cosciere. è Va, possibile. su, dai, ti prego. Go. Brava, Son meglio della Champagna, li vini d'este vigne, ce fanno la cuccagna dar tempo de Noè. Li prati a tutto spiano, so frutte, vigne e grano, su viette a divertì, nanni, nanni. Son meglio della Champagna, rivini queste vigne, che fanno la cuccagna dal tempo de Noè. I prati a tutto spiano, so frutte, vigne e grano, su viette a divertì, nanni, nanni. Siamo alle solite. Andate a vestirvi. Andate via tutti! Alma, Tutti, alma. andiamo! Come no? No, noi non ce ne andiamo! Non ce ne andiamo! Voi avete combinato tutto questo per non darci i soldi! Sì, noi ci conosciamo, è vecchia la storia! Ci dovete pagare, dovete darci quel che ci spetta! Sì, il teatro è pieno! Il teatro è pieno! E solo io potevo riempire questo vostro lurido locale! Caro signore, qui l'incasso! Quale incasso? Quale incasso? Quali soldi? C'è da pagare la luce, i manifesti, gli inservienti, le tasse, l'orchestra, eh? Li pagate voi! Perché li pagate voi? Sì, Voi? li paghiamo noi! Voi? Col nostro sangue! Quale sangue? Quello rosso! Sentite, non mi fate pigliare i nervi. Perché? Prendi i bagagli dei signori e portali Sì, fuori. bagagli. E un po' di calma, perché lì Perché? si canta veramente. Si canta veramente! Sì, sì. Buffone! Addio! Si canta veramente! Silenzio! Senza te, quando tu stai con me, vinta sti braccia, t'accarezzo sta faccia, e insieme a te, dolce amore, dolce amore, quando tu stai con me, un coppa sto cuore. Dolce amore, dolce amore, quando tu stai con me, un coppa sto cuore. Però, avete sentito come canta quella, eh? Tu, Agata, prima di cantare come lei devi morire e nascere un'altra volta. Esagera. Ma insomma, parliamo di cose serie. Qua quando si mangia? Io so come i napoletani e se non mangi io moro. Ma che mangiate? Non ci sono neanche i soldi per tornare a Roma, famo piacere. Ci sarà tutto, mangeremo, per intanto vi procurerò da bere. A Gardello noi volevo mangiare. Intanto va bene, poi mangeremo. Ignazio, la fontanella pubblica è laggiù in fondo alla piazza. Commendatore, la cercavo. Ah, lei, bel guaio ci ha combinato. Così lei è la cantante? No, che cantante, commendatore, capisco il suo sfogo e non me la prendo. Ma voi artisti di città non avreste dovuto venire in questo paesetto? Ma noi siamo venuti qui per cambiare aria, ce l'ha ordinato il È medico. vero che adesso ritornate tutti a Roma? Sì, è una parola. Ah, potessi venire anch'io con voi. Come invidio la vostra arte. Oh, sì, sì, si hanno grandi soddisfazioni. Commendatore, Marisa, guarda laggiù. Ehi ragazzi, guardate Gardenia con quella che stasera ci ha rovinato lo spettacolo. Ma che ho da vedere? Io non ci vedo più per niente. se me la porta qua, vi strozzo tutte e due. Ma calmati, Agata, un giorno ti capirà. Sì. Ma
Per il centenario. Così le piacerebbe fare del teatro? Oh sì, tanto. Lei potrebbe fare molto bene, in fondo ha una discreta voce e chissà, potrebbe avere delle grandi soddisfazioni. Sapesse, ci ho pensato tante volte, ma non mi si è mai presentata l'occasione. Se volessi potrei far molto per lei. Davvero? Il guaio è che non abbiamo nemmeno i soldi per tornarsene a Roma. Ah sì, per questo potrei aiutarvi io. Vuol venire davvero in compagnia? Sì. Guardi che la prendi in parola, eh? Sì, sì. Ho grandi progetti per la testa. Il mio cervello è già un vulcano. In mano di Gardegno vedrà. Roma l'attende. Oh, finalmente. Allora telefona a Belletri, manda la reclama a Viterbo, io cerco di definire Ascoli, così siamo a posto. Caro commendatore. Eccolo. La bomba atomica della comicità. Caro commendatore, buongiorno. Buongiorno. Stavo per venire in ufficio da lei. Ah sì? Questa volta credo di aver trovato tutto quello che può andarle bene. Senta, io sto ancora pagando i danni provocati alla Lambra da lei e dalla sua compagnia. Disavventura, caro commendatore, disavventure, ma le assicuro che lo spettacolo che sto per proporle sarà... Una cannonata, lo so, una cannonata. Io conosco molto bene i suoi discorsi, caro mio. Ma vede, oggi in una compagnia di riviste ci devono essere 12 negri, una soubrette svedese e un coreografo americano minimo, se non interessa, per carità. Lei guardi nel football, Nordahl, Green, Mears, Jepson e svedesi. Il pubblico vuole nomi stranieri. Permesso? È appunto per questo che volevo parlarle. Le garantisco, signor Titoni, che... Commendatore. Dica. Che lo spettacolo che ho montato è, non per vantarmi, uno spettacolo internazionale. Sentiamo. Dunque ho scritturato una cantante... Svedese? No, spagnola. Vede. Autentica, di Siviglia. Sì. Poi ho una solista francese, esistenzialista, sa, di quelle con i pantaloni. E poi ho tre negre che ballano, cantano e pesano un quintale l'una. No, io la negra non la faccio. Ho fatto la donna bianca e va bene, ma la negra non mi va. E poi non c'ho il fisico adatto, perché non la fai tu? Ma hai capito male, perché io so il fisico da negro. Sì. Mi fate poi passare. fa. Non vi basta non pagare la pigione, ma pure il corridoio mi occupate. Vedi, la padrona potrebbe fare la negra. Ecco. Sì, a sconto pigione. Ragazzi, statemi a sentire. Vi rendete conto che se non famo le negre qua non si magna? Perché dopo se magna? No! Chi è che non vuol fare la negra? Io. Ti piace la pasta bianca? Come no, figurati. Farai la negra. Oh, sta provando, Caterina, Da stamattina alle 7, gnà. Quella fa sul serio, ma tu dici la verità. Ci pendi. E dai, volete sapere un po' troppo, ragazzi, eh? Senti, Agardè. Ma Pippo, vuoi sapere un po' troppo, ragazzo, eh? Negra! No, io la negra non la faccio. Va. Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? Sì, è tua, poi te la farò lavare. Ma quando? Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando, quizás. Sei un tesoro. Ciao, ma io ho tanta paura. Ma che paura. Pensa piuttosto a studiare che fra 3 giorni debuttiamo. Oh, hai preparato il numero per il Rio? No, quello è troppo vecchio, troppo sfruttato. Senti queste parole mie. Sentiamo. Nella capanna della zia Tam, Sherry, bella, Tu finirai all'estero. Oggi un po' per la compagnia, comunque è tutto a posto, eh? Oh, sì, a posto tutto. Per le ballerine ho già i costumi. Quelli da gladiatore. Ma no, costumi originali. Puntino, carofano, forchetta. Un bel piatto di spaghetti alle vongole. Va. Oh, per il numero di Caterina? Il costume. Per quello ci vuole un costume spagnolo fantastico. Ma... Ci penso io. Come? Dalla sartoria teatrale, dalla Boetti. Ma tu... Non ti preoccupare, è una mia ammiratrice, sì. Ma ti sei dimenticato che quella ti sta cercando dal 47? Pedro, avete visto il cane mio? E là il bambino.
Oh, tesoro di mamma si può vieni qua. Dai un bacino alla mammina tua. Che gli hai comprato il giornale. Vieni su, tesoro mio. Avete visto quanto è bravo, eh? Come l'ha ammaestrato bene il mio povero Nando. Canta? Canta, sì. C'è poco da prendere in giro. Buon lavoro, eh? Ave! Ciao, di un po', ma è veramente bravo questo cane. Come? Dico, è ben ammaestrato. Ma tu vedessi cosa piace al pubblico quel cane? Ma no. Ma sì. E di un po' il valore mobile del quadrupede quant'è? 5.000 al giorno. 5.000. Oggi ti trovo in galleria, ne cercavo uno uguale. Ah, già, per il numero dei Manfredi, eh? E di un po', che ne diresti? Qui bisogna agire. No, ma guarda, io... Lascia fare. No, guarda, io... Pedro? No, Pedro? io... Tesoro, Pedro, è così, bravo. Apri la porta. Stai buono. Porta fuori il morto, su. Non capisco. Ma è arrivato sceriffo. Maestro, cosa c'è? C'è uno sceriffo in più, non si lega. Come non si lega nella capanna del zio Tom. Sherry, studiate invece. Ecco il vestito. Il cane l'hai affittato? Venduto? No. Ho preso solo 20.000 lire perché è stentato e per il trapezio non è più buono. Comunque il vestito c'è, no? Sì, bellissimo, ho dato un anticipo. Spagnolo? Sì. Bene, te portilo subito a Caterina. Bravo Sepp, muoviti centimetro, su. Non spingi. Pedro, avete visto il mio cane? Sarà andato a Cagnette. Ma che cagnette? Ma dove diavolo sarà andato? È da stamattina che non riesco a trovarlo. Ah, non si preoccupi, se è affezionato ritornerà. Oh sì, tornerà. Pensate che una volta l'ho mandato a Grottaferrata da certi parenti miei. Beh, è tornato e ha fatto 35 chilometri in un giorno. Allora un altro anno lo vedremo al Giro di Francia. Sì, buonanotte. Simpatica. Buon riposo. Buonanotte, cara la cinque. 35 chilometri al giorno. Il cane quando debutta? Debutta stasera a Orte. Da Orta a Roma quanti chilometri sono? Ma 90, 100 chilometri. 100. Ho 35 chilometri al giorno, fra 3 giorni sarà qui. Appena ritorna ce lo rivendiamo, va bene? Benissimo. Ripassa la lezione con i 3 masnadieri. Va? Lascia fare, li sistemo io. Beh, chi è questo anfibio? E Michel, il mio professore di francese, che hai da dire? Enchanté. Sbalordime, È sì. inutile che sfotti, ha detto che ho molta verve. Avrà voluto dire molte verze. Legumi. Verze, legumi. Intanto se non era per Ciccio, tu chissà a quest'ora dove stavi. Ancora une fois? La mia entrée, come l'hai stabilita? Ecco, tu entrerai quando cominciano a svellere. Che cosa? A svellere, a svitare le poltrone. Che bella entrata. È troppo poco per te. Oh, no, davvero la ringrazio, signor Ignazio. Non c'è di che. E poi voglio parlarle. Andiamo di là. Studia, Marise, eh? Studia bene, né? Ciao, Gardè. Il maladie, parfait pour la vie. Ma no, Caterina, sono idee sbagliate le tue. Devi avere fiducia in te stessa. È inutile. Io la ringrazio anche per il vestito, ma temo che non servirà. Mi credo paura. Ma paura di che? Ma non devi essere così timida. Tu hai una bellissima voce e certamente farai un grande successo. Ormai è anche un po' troppo tardi, abbiamo speso tanti soldi. Guarda. Caterina Rodriguez, del Casino di Siviglia, e Gardegno, la bomba atomica della comicità. Tu hai il nome solamente un pochino più piccolo del mio. Non doveva farlo. Perché? Perché lei è un comico conosciuto. Modestamente. E io non sono nessuno. Tu sarai una grande stella, Caterina. Una grande stella. Stai tranquilla. Gardemio? Che c'è? Amore, posso entrare? Vieni. Potrei parlarti anch'io? Scusa. A lei hai fatto il vestito, io che cosa mi metto? Pochissimo. E che cosa faccio? Niente, perciò sei perfetta. Dovrai solo saper scendere la scala. Gardemio, veramente? Mi farai scendere la scala? Ma certo. Mi
bravi, il pubblico è ben vestito. Senti, tu è arrivata, Caterina? No, ho telefonato in pensione, è uscito un quarto d'ora fa. Ma qui bisogna incominciare. Lo so, come si può fare? Fa una cosa, può uscire prima il balletto, poi il trio, poi Marisa al posto di Caterina. Marisa non esce al posto di Caterina. Ma perché non dovrebbe uscire? Perché si è messa in mente di essere una gran diva. Tutte queste dive. Beh, ci penso io a convincerla, lascia fare. E là, Marisa, Marisuccia, senti se il programma ti va. Dunque, prima entro io, faccio il mio numero, Faccio il mio numero, ti preparo e ti riscaldi il pubblico bene. Poi entri tu al posto di Caterina e fai il tuo successo. Senti, Gardè, non ti ci provare, sai, o faccio il finale o me ne vado. Sapevo che rispondevi così. Tu te ne vai sempre. Guarda, per me te ne puoi andare anche subito. Va dal tuo fruttivendolo. Va. Rapa senza talento. La diva. Ah, state zitta, cavolo fiore fedente. Sono pronte le ballerine? Marisa, Gardenio. Vado ai sindacati, bisogna cominciare. Dai il segnale all'orchestra. Maestro, pronti? Marisetta mia, ascoltami, cara, ascoltami. Entra in scena, dai. No. Ma cosa te ne importa di quella? Se quella sa cantare. E poi non dimenticare che è simpatica Gardenio. Tu ti salvi in un'altra maniera. Senti, sai, fate tuoi e bavattene, va. Accidenti. Sta compagnia è qui. Sì, cara, guitti. Allora, Sep, che facciamo? Avanti, le bambole in fila per il Charleston. Andiamo, presto, su! Caterina non si è ancora vista? Santo cielo! Oh, ma che succede? Ho fatto telefonare 3 volte in pensione. Lo spettacolo è già cominciato. Strano, non comincia, si è fermato 7 volte. Bene, potevi prendere un taxi, no? Avevo solo meglio dire. E con questo? Ma erano le ultime, sono quelle di scena. Ma in scena avrei fatto una cambiale. Vatti a cambiare, che lo spettacolo è già avanti. Beh, che fa la tua vedetta internazionale? Fa la diva? Sì, fa la diva perché può farlo. È una grande cantante. Sì, c'è poco da ridere. Buffone io. Uff, Gardenio, che facciamo? Sono 3 volte che usciamo. Uscite! Il bis! Ti vogliono! Forza! Piacete! Ma che fai? Ti vesti tu da spagnola? Mi vesto da spagnolo. Sai cosa ti dico? Entra subito in scena. Io? Sì. Fossi scena. Ne dubiti? Io c'ho l'ultimo numero. Ti piacerebbe se mi buttassi in quella fossa di leoni? Ma io in scena non ci vado, caro mio. Tu sei matto. Hai sentito? Vedremo. Senti, Gardenio. Cosa vuoi tu adesso? Hai visto Luci della ribalta? Ma cosa c'entra adesso Luci della ribalta? C'è una ballerina che deve ballare e non vuole entrare in scena. Allora lui... E dici che... Effetto sicuro. Grazie del consiglio. Allora tu non vuoi entrare in scena? Io no. Senti! Ti faccio vedere io! Ti devi calmare, sai, cara. Eccola! Ma che sta succedendo? Guarda! Anche il mio vestito è tutto strappato! Guarda qui! Chi è stato a combinare questo Ma disastro? non lo so, Non lo cercate sai. di rimediare, ma non è possibile. Non lo sai. Chi è stato? Faremo i conti dopo. Voi in camerino. Fuori il trio Bava. Fuori il trio Bava, dai, Andiamo, maestro. cercheremo di rimediare. Caterina, non piangere. Non piangere, te ne prego. Vedrai che rimedieremo a tutto. Sono arrivati i fiori per il quadro spagnolo. Il quadro spagnolo in queste condizioni, con questo abito a pezzi, guarda. Cosa ne faccio? Mangiateli. Non mi piacciono. Un'idea. Caterina, vai in scena tu. Canta. Ma non è possibile. Ma sì, è possibile. Questo vestito. Ma non fa nulla, bastano questi fiori. Canta la tua più bella canzone, te ne prego. Salverai la baracca. Caterina, te ne prego. Vedrai, piacerai. Fate fermare il trio Bava. Venite dentro, cani maledetti. Ah, non volete venire dentro? Vi sistemo io adesso. Ecco, siete contenti? Cretino, cani, via, andate in camerino, via. Gardenio, ho tanto... Ma vedrai che andrà bene, vai. Vai. Oddio, adesso la linciano. Questa è una tua opinione personale?
E allora sarà un trionfo. Tanti fiori in questo giorno lieto ho ricevuti, rose, rose, ma le più belle le hai mandate tu. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti. Mi han fatto male eppure li ho graditi. Son rose rosse, parlano d'amore. E grazie ancora che in questo giorno tu m'hai ricordata, ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? In mezzo a quelle rose ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene. Son pagine già chiuse. Brava, veramente brava. Brava, eh? Mi domando come sia capitata fra voi. È una mia scoperta. Ma la confermo, Grazie. Ah, la confermo. Grazie. Ci riconferma tutti. No, la confermo. E noi? Lei conferma. Oh, vi caccio via con tutti i vostri complici. Noi siamo degli artisti. Venite un po' qua voi. Buca la mazzata le giuba, buona samalaghi padrone, buono buone, buca la bassa cagassa malaya. Eccoli qua. Loro sono il trio Harlem. Harlem. Trio Harlem. Per sempre addio, senza E anche voi? Aria. Ce ne andiamo. Sicuro? Noi non ce ne andiamo. Come sarebbe a dire? Se andiamo via noi, viene via pure la signorina Caterina. Perché? Perché è la mia fidanzata. Complimenti, complimenti. Brava, sei stata veramente brava. Ma è vero quello che dice lui? Sì, è vero. Se lui vuole. Sì. Ah, ma ha fatto un affare. Cari, andate a ringraziare. Sente? Ci reclamano. Tu, Ma vi presto, faccia coraggio. piacere. Commendatore, che copione. Il viaggio di nozze di Caterina e Ignazio Panizza in arte Gardenio fu un giro in barca sul laghetto a Villa Borghese. Caterina, come tutte le ragazze, aveva sognato un matrimonio splendido, ma nemmeno la realtà del suo misero viaggio di nozze riuscì a spezzare le sue illusioni e le sue speranze. Altro giro? No, ritorni. Ma dai, che ci si sposa una volta sola! Crepi l'avarizia, dai! Lo rifaremo più bello di questo appena Tittoni avrà firmato il contratto. Te saluto. In motoscafo. Allora l'anno del mai. L'anno del mai lo farei tu perché sei un guittaccio, io sono Gardenio, ricorda. Gardenio, Giulietta mia. Anno Romeo, se rivedremo stasera al debutto con Giulietta. Questo era stato lo splendido matrimonio di Caterina con il più grande attore di tutti i tempi. Se non che anche quella sera. Tirarmi una mela, devono aver saputo che ci siamo Oh, sposati. stai tranquillo, caro. Va meglio? Permettete, disturbo? Guarda, ci sono due signori della radio. Della radio, e che cosa vogliono da me? Non lo so, non me l'hanno voluto dire, li faccio passare? Vabbè, falli passare. Prego, Devo venga. andarmene, caro. No, tu rimani. Oh, si vede? Io sono il dottor Morelli della radio. Piacere, Gardegno. Dica pure. Beh, ecco, veramente... Parli pure, stia pure a suo agio. Si tratta dell'audizione di domani. Cerchiamo nuovi cantanti e... Nuovi cantanti? Io canto pure, ma il mio forte è la recitazione. Sì, ma a noi occorrono cantanti. Cantanti? Va bene, canterò. Marta,
Mi dispiace, signor Gardegno. Ecco, mi dispiace, signor Gardegno, ma la radio, come dire, non ha necessità delle sue prestazioni. No? E allora perché? Perché la signora Lari che è stata segnalata. Io? Ma non è possibile. Invece sì. Lei ha una voce magnifica. Sfido io, è una mia allieva. Bene, allora domattina si presenti all'auditorio della radio, via Filippo Stigidoni, chieda del dottor Morelli e verrà ricevuta subito. Allora, arrivederla e in bocca al lupo. Grazie. Gardegno, la fortuna finalmente comincia a ricordarsi di noi. Di noi? Di te? Hai paura? Un po'. Caterina Lari. Sono io. Come lei? Sono io, dico, siamo noi. Si accomodino. Prego. Buongiorno. Eccoci qua, maestro. Ma scusi, lei che c'entra? È stato convocato? No. Io sono il suo braccio destro. Mi dispiace, ma gli estranei non sono ammessi. Si accomodi di là. Estranei? Ma io sono conosciutissimo. Oh, non ne dubito. Prego, A signore. dopo. Coraggio, eh? Prego. Aspetti qui. Ma non si può proprio. Non si può. La primavera sembra in fiore ed ogni rondine ha il suo cielo, la sua speranza sempre il cuore e se si avvera meglio ancora. Io non desidero di più di quanto forse il mio destino ha riservato già per me. Mi basta vivere con te. Quella è mia moglie. Come? Mia moglie. Gli occhi tuoi per sognare il mio cielo, ho le tue mani che mi san carezzar, ho le tue labbra che si lasciano baciar e le tue braccia in cui mi posso abbandonar. Ho già il tuo cuor che cantar fa il mio cuor, una canzon con parole d'amor. Ormai per me più non attendo la fortuna, la mia fortuna, il mio amor sei tu. Canta bene, eh? Lei tiri un po' più sul volume, non si sente niente. Ma cosa vuole qui? Vada via, vada via. Vado. Ma che fa? Se ne vada! Sei Come sarà andata? Ah, benissimo, stia calma. Dice sul serio. Brava, bravissima. Grazie. Complimenti, signora, lei ha cantato veramente bene. Grazie. Vede? Glielo dice anche il nostro presidente. E ora il Prego, premio signora. meritato. Un bel contratto per 2 anni. Venga, venga. Davvero? Ignazio, ci scritturano per 2 anni. Tutte e due per 2 anni, sì. Scusi, ma lui cosa c'è? Come che c'entra? È mio marito. Ma per ora non ci interessa. Ah no? Ah, allora non posso nemmeno io. Andiamo via, Ignazio. Un momento, signori, per favore. Sa fare qualche cosa? Se so fare qualche cosa? Signore, lei dimentica che io sono Gardegno. So fare tutto e modestamente molto bene. Beh, allora vedremo se potremo combinare qualcosa per tutti e due. Prego, si accomodino, signori. Mi sento svenire. Su, bambina, su. Per la rubrica Voci Nuove della radio vi presentiamo Caterina Lari. M'hai rapito il cuore sussurrandomi, chérie, 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 chérie,
M'hai rubato un bacio supplicandomi, chérie, 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 chérie. M'hai lasciato sola salutandomi e l'eco ripeté, chérie. Delicatezza, tenerezza, intimità, felicità che se ne va perché l'amore come un giorno cominciò, così finì. Chérie, chérie. Dushka, grido di speranza e di tormento d'un innamorato. Dushka, freme come un turbine di vento lui che t'ha baciata. Dushka, fiamma di passione che dissolve la dolcezza nel dolore. Hai lasciato un fiore per colui che ardentemente ti vuol bene. Pure tu l'amavi, l'ami ancora, ma sei donna e fai soffrire. Sì, finché vivrà, ti invocherà. Sì, finché vivrà, t'aspetterà. Quella forza immensa che ha nel cuor, no, mai non morrà. Dolce tentazione, Dushka, gioia ed illusione, Dushka, desiderio splendido sei tu. Desiderio tu, Dushka, Bocca come primavera. Cicoril mattina e sera. Ricordate, Cicoril, sospiro della foresta. In tutti i migliori negozi, Cicoril. Cicoril. Cicoril, il dentifricio alla clorofilla. Cicoril. Senti cara, ma lo sai la prova di domani a che ora è? Credo dalle 16 alle 21. Come signore. credo? Signor Perita, Dick ha telefonato alla sua moglie, ha detto che nulla attende, è a una trasmissione. Va bene, grazie. Ci siamo, no? Duro, il mestiere di marito di una celebre cantante. Io ho sempre odiato, vero caro, i matrimoni artistici. A chi lo dici? A chi lo dici, caro? Senta, per Figurati. piacere, da chi si inala sua moglie? Da chi che cosa? Dicevo per le inalazioni della voce, da chi va? Perché? Perché canto. Scusami, da un po' di tempo in qua sento la voce giù in cantina e avrei bisogno. Sì, cara, me ne sono accorto proprio ieri all'ultima trasmissione. Sì? Eri un disastro. però. Davvero? Eri un disastro. Invece quella mia entrata, con la voce suadente, calda. Io sono Fred, il distributore di benzina della camionale Kansas City Acapulco. Bevono dalle mie mammelle di gomma questi diavoli di boli d'acciaio del sud. Mentre lei a questo punto faceva quel meraviglioso suono di pompa. Però al momento degli uccellini, se non c'ero io... Non sarebbe stato capace? Che trasmissione formidabile, andiamo, cara. Tecnica, direi. Oh, a proposito, senta, mi dica, vero, alla signora dove si inala, sempre che la veda, naturalmente. Per la rubrica Vedette al microfono, ecco a voi Caterina Lari. Un coppa una strada e anche sull'agna, mezza l'odore all'aria campagna, una carretta piccerella, piano piano se ne va. Non s'affatica sto ciucciariello, non te ne pressa catena fa, e sta lontano sto paesiello, a nessuno c'ha da aspettare. E tira, tira, tira i ciucciariello, sta carrettella, tirala tu.
e sono campaniella, ma chi aspettava non c'è sta più. L'amore mio bugiardo m'ha lasciato, lontano da campagna se ne chiudo, e tiro i ciucciariello, penata strada, portami tu. Te ne vai, Gigolet, senza il tuo gigolò, è finita la giava che si ballava 20 Sul binario 13 è in arrivo l'accelerato per Cesenatico. Tu qui, Alfonso. Ti avevo detto di non venire. Maria, anch'io ti avevo detto di non partire, di non tornare a Cesenatico. Oddio, mi sento morire. Sul binario 13 è in arrivo l'accelerato per Cesenatico. Arriva sul binario 10 rapido del Brennero. No, prima vuoi tornare a Cesenatico da tua madre, ora in Austria da tuo marito. Maria, ti prego, non farmi impazzire, non farmi impazzire. Arriva sul binario 10 rapido del Brennero. È in partenza sul binario 2 accelerato per Napoli, non la Cimitile via Teano. Il mio. Torno dalla mia bimba e dalla nonna Cimitile. Conserverò un ricordo felice di questi giorni. Addio, Alfonso. No, Maria, no, aspetta. Addio. No, Maria. Maria. È partito sul binario 2 accelerato per Napoli, no, la Cimitile via Teano. Ciao. Ciao. Molto bene, Panizza. Molto bene. Sì, quel Cesenatico forse un pochino troppo di testa, ma... Un po' emozionato. Vabbè, sì, però un sottofondo delizioso. Ad Aveni? Ad Aveni cosa? Cosa? Dica. La televisione. Ah, la televisione. Una cosa abominevole, un insulto. Un altoparlante. Potevano farlo fare a rumorista, no? Hai ragione, Ignazio, da tanto tempo volevo parlartene. Non è giusto che loro mi facciano andare avanti così presto e facciano finta di dimenticarsi di te. Tu sei più bravo di me, sai tutto, conosci tutto, puoi far ridere quando vuoi tu. Io non sono niente in confronto, ma loro si sono messi in testa che posso fare più di te. Io no, credimi, non lo penso. Ma si accorgeranno chi sei tu. Caterina, ma tu pensi veramente quello che stai dicendo? Sì, te lo giuro. Tu mi ripaghi di tutto quello che ho passato, Caterina. Io non l'ho mai detto a nessuno, nemmeno a te, ma lo so soltanto io quello che ho passato. Non ti credere, quando uno spettacolo va male, alla fine usciamo tutti dal teatro, io faccio finta di ridere, ma il cuore ce l'ho piccolo come una noce. Non ci pensare più, vedrai, ti rifarai di tanti bocconi amari. Io sono un tipo arzillo, mi chiamano tranquillo. Contro i guai son preparato, sono un uomo corazzato. Nessun guaio mi tormenta, solo gioia so provar. La tua anima è contenta, sei si può, sai consumare. Gesù, tenevano proprio bisogno della faccia sua. Oh, ma quella almeno mangia. Con la torta in faccia, ma mangia. È buona. E beve pure, lo come no? Scusate, ma a me quando mi fate vedere? Io non ci vedo. Vabbè, vieni qua. Seppe, per favore, mi alzi. Ah, guarda, Ignazio. Signori, sono felice, sono tranquillo, ben digerisco e sapete perché? Perché tua moglie porta i soldi a casa. Ah, babbone. È inutile, tanto non ti Base sente. di estratto vitaminico di cipolla. Voilà. Cipolla. Ma preparata l'acqua calda?
Molto bene, Panizza, molto bene, perfetto, perfetto. Sì, perfetto. Per fortuna che con oggi è finita la pubblicità del Cipoll. Ma con che cosa lo fanno? Con che cosa lo fanno? Oggi ne ho bevuti 30, non ne posso più. Bisogna che lo dica il direttore. No, mi devo far dare il caro viscere. Basta, con questo Cipoll non se ne parli più. Ah, adesso che c'è? Niente, per stamattina abbiamo tutto finito. Tutto Adesso finito. lei va in camerino, tranquillo, si strucca, si pulisce, va a casa, mangia qualcosa e si riposa. Bene, ha visto? Sì, ha un viso molto pallido. Pallido, sì. La crema. La crema. Le piace? Mi raccomando, stasera si tenga molto su di giri perché arriva il presidente del Cipoll, il lui signor qui- Buzzi in persona. lui Mi di raccomando. persona. E non si dimentichi soprattutto la sua disinvoltura. Quella sua Disinvoltura. faccia. Sapesse quanto mi costa. Oh, buongiorno, cara. Buongiorno, Caterina, stai uscendo? Sì, purtroppo ho una trasmissione fra 20 minuti e devo scappare. Già, tu al giorno incidi, alla sera trasmetti, poi fotografi, i giornalisti, la sarti, il parrucchiere. Ma ti rendi conto che non ci vediamo più? Già, il nostro ormai è un matrimonio per procura. Sì, lo so, ma appena avrò finito questa serie di incisioni saremo più spesso insieme. Vedrà. Davvero? Sì. Fiora, la macchina è che aspetta. Sì, subito, Maria. Ciao, caro. Ciao. Ciao. Ignazio, che giorno è oggi? Vedi? Non ricordi. L'anniversario del nostro matrimonio. Allora, non l'avevi dimenticato? No, cara. Avevo deciso di uscire questa sera a cena con te e portare con noi i vecchi amici della galleria, come ai bei tempi. Ma tu, come al solito, non ci sei mai. No, ci sarò invece, stai tranquillo. Ci sarò. Ciao, Ciao, caro. ciao Cesare. Casa Panizza. Con la ricotta e la pizza? Che? Dico Panizza, con la ricotta e la pizza? È uno scherzo. Scusi, mi dice Panizza, ma non parli in Casalari? Ma chi è questo Panizza? Io voglio parlare in immediato con Casalari. Questo non è Casalari, è Casa Panizza, capito? Pronto? 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 Accidenti, oh. Qualcuno si è implementato nella comunicazione. Senti pure, oh. Sono buone queste cose. Pronto? Pronto? Pronti chi parla? Panizza. Ah, rieccolo sto Panizza. Scusi Panizza, vuole intogliersi dalla comunicazione che devo parlare in Casalari? Qui Casalari. Ma chi desidera? Ah, parla in Casalari? Mi scusi in Casalari, c'era un Panizza in mezzo alla comunicazione. Pronto? Io sono Alberto Sordi, un compagnuccio di lavoro del passerotto della radio. Il passerotto della radio si chiama Panizza, moglie di Ignazio Panizza. Mi scusi, con chi parla in sua persona? Con il marito della signora Lari. Ah, con il signor Lari. Molto lieto di conoscerla per via telefonica urbana. Non sono il signor Lari, sono il marito della signora Lari. Ignazio Panizza, in arte Gardenio. Ah, ma è lei Panizza? Allora è lei che si è inframmezzata alla comunicazione? Scusi, mi dice Panizza con la ricotta e la pizza. Se il marito della signora Lari dovrebbe chiamarsi il signor Lari. Scusi, fra moglie e marito non metterci il dito, ma il marito porta il cognome della moglie. Almeno così mi ha insegnato mamma mia. La signora Caterina non è che la moglie di Gardegno. La signora Panizza per lei e per tutti gli scocciatori che telefoneranno. Rimbambito d'un cretino. Senta, moderi di parole sta. Ma come puoi, scusa, nel tuo intimo insindacare le vere e proprie generalità? Pronto? Sei rimasto impietrito, vedo? Sei rimasto senza parola, vedo? Non hai più la parola. Pronto? Sei rimasto senza in tua favella? Paron, non mangia oggi? No, oggi non mangio, ho incisione anch'io. A buffe, te sa? E fammi mangiare, devo crescere, no? Ti sei mangiato 16 babà, con sta statura c'ha lo stomaco a 6 piani questo, lo sai? Quanto mangia? A chi lo dici? 10 anni fa eri in compagnia con me. Ha il piloro d'acciaio, lo chiamavamo il ministro. Oh, dunque partite? Sì. E il comico chi è? Ero in parola con Maurice Chevalier, ma prendo Trapani. Bravo. Sai, quello che fa l'imitazione di Totò? Sì, lo conosco. Questi comici moderni, caro, scappano al primo fischio, hanno paura dei pomidori. Caro, quando c'eri te. Ma adesso sei diventato una persona grande. Purtroppo tu ormai sei una potenza, eh? Ah, t'abbiamo visto sulla televisione, lo sai che vieni bene con quelle... Sì. Pippo, chi vuoi prendere in giro? Ma dai, tanto fai i soldi e ti par poco. A Gardeccio vorrei stare io al posto tuo. Scusa. Pure a bere quel cipollo che solo a vederlo per far venire le compulsioni. Beh, Pippo, parliamo di cose allegre. E Caterina come va? Va forte? Se Titoni non ci mandava via, forse tu non la sposavi.
Che trovata, quella del fidanzamento. Caterina sta bene, anzi, questa sera siete tutti invitati a cena con noi. Ma no. A cena? E dove? È l'anniversario del nostro matrimonio e vogliamo festeggiarlo con i vecchi amici. Proprio tutti? Tutti. Volevo dire, tutti. Ma tutti. Tutti, tanto paga sua moglie. Non si dicono queste cose. No. Lascia perdere, Ignazio, vai. E bando il ventriloquo maldicente. Cosa vuole lei da me? Cosa vuole? Come si permette? Ma io veramente non ho detto niente, sarà stato qualcuno, anzi Pinocchietto. Sei stato tu. Fa lo spiritoso anche. Io glielo faccio mangiare il suo Pinocchio. È disgraziato, cosa gli sono andati in testa? I soldi di sua moglie. Ventriloquo da strappato. A chi ventriloquo? Tieni giù le mani! Lasciatemi! E questa storia non finisce qui. Scandalo. Oh, finalmente, signor Gardegno, stavamo aspettandola. Questo è il commendator Buzzini. Il creatore del cipolla? Sì, e mi permette mia moglie e mia figlia. Sono venuti per godersi lo spettacolo, vero? Mi raccomando, signor Gardegno, il commendatore è il nostro migliore cliente. Per la prima volta davanti al microfono? Sì. Avrà una sorpresa. Mio marito era emozionatissimo, non ha chiuso occhio tutta la notte. Lo chiuderà? Io sono tranquillissima, signore. Figlia adottiva, vero? Oh, no, nostra. Cara signora, lei assisterà ad una trasmissione straordinaria. Ah, sì? Lei è pronto? Pronto. Pronta tutto? Come? Non si preoccupi, le prometto il più grande spettacolo del mondo. Prego, da questa parte. Grazie. S'accomodi. Grazie mille. Prego. Grazie. Prego, da quella parte. Con permesso. Sì. Pronti? Azione. Signore e signori, teleascoltatori vicini e lontani, quest'oggi vi ho portato una lieta sorpresa. Il signore qui presente è l'uomo che ha creato per voi l'antidoto più efficace contro i guai dell'esistenza quotidiana. Ho quindi l'orgoglio di presentarvi il creatore del Cipol, l'uomo che da 30 anni sta curando il vostro intestino, i vostri reni, il vostro fegato. Commendatore, vuol spiegare ai teleascoltatori che cos'è il Cipol? Come? Sì, con che cosa lo fa questo Cipol? Che c'entra? Questo non era in programma, no, questo non lo dovevo mica dire, no? Non importa, il pubblico è ansioso di sapere, sono 30 anni che aspetta, ma sono sicuro che non lo sa nemmeno lei. Ma lei è pazzo, quello è pazzo. Non sono pazzo, sono una persona onesta e il suo prodotto è una schifezza. E a nome di tutti i consumatori le offro questo. Ma che cosa fa? Così. Non sono pazzo, no, sono normalissimo. Ritorna ai miei trionfi. Arrestato! Bravo, hai fatto benissimo. Ah, non ce la facevo più. Glielo cantate tutte. Un attore come me non può stare delle ore in attesa ad essere chiamato per fare un bau bau o un chicchirichì davanti a un microfono. No, io voglio un pubblico vero, mi piace lottare. Mi sembri un gladiatore, mi fai quasi paura. Il mio pubblico voglio vederlo, dominarlo, capisci? Ti ricordi che fischi? E quei bei pomodori che ci servivano poi per cena. E l'urlo dei cachi che rasentavano le orecchie e andavano a spiaccicarsi sul fondale. Che botte. Che fughe. Beviamoci sopra, va? Ma non dobbiamo aspettare Caterina. Ah già, fra poco arriverà. Sì, alle 9. Gliel'avevo detto di venire subito qui dopo la trasmissione. Ma non risponde nessuno. Eppure io devo assolutamente parlargli. Aspetti un po', il presidente stasera va a Torino e prenderà il rapido delle 22 oppure l'aereo delle 23:15. Ne è sicura? 23:15. Grazie, signora. Ma che t'ho da dire? Ma come mai Caterina non si vede ancora? Ma, certo vivere con una moglie celebre è uno strazio. Vivere? E chi ha chiami vita quella? Sempre occupata, sempre presa dagli impegni. E chi la vede più, Caterina? Ma commendatore, ha telefonato su moglie e dice che non può venire. Come non viene? Avrà detto che verrà più tardi. No, dice che non viene per niente. E non si mangia più. Oh, io chiedo scusa, ragazzi, non so proprio... Beh, noi dobbiamo andare, dobbiamo prepararci per questa tournée. Ce la saluti te, Caterina, Sì, sai? senti, Sepp, scusa, tu questa mattina hai detto che ti occorre un comico, no? Sì, perché? Commendatore? Commendator Parati!
E lei, signora? Oh, l'ho cercata tutt'oggi in ufficio, ho telefonato a casa. Immagino sia per suo marito, signora. Sì, vorrei che lei lo aiutasse. Ma vedi, signora Lari, mi dispiace, ma l'apparecchio sta per partire. Ma le prometto che al mio ritorno cercherò di fare tutto il possibile. Va bene. Grazie Arrivederla, tanto. signora. Buon viaggio. Stia tranquilla. Buonasera, signora Lari. Buonasera. Appunto lei, aspetti un momento, suo marito mi ha lasciato un biglietto proprio per lei. Sì, adesso lo cerco. Ma sono andati via ecco, tutti. prenda, signora Lari. Perché non mi hanno aspettato? Beh, sa, signora, hanno aspettato tanto, ma lei non arrivava mai e così tante cose belle. Signora. Buonanotte, signora Lari. Cara moglie celebre, sarei già informata di quello che ho combinato alla radio. Non mi andava più di essere un disco né di fare il principe consorte. Perciò me ne vado da casa e riprendo la via del vecchio palcoscenico. Salve disoccupati, tutti vivi? Ah, eccolo. Gardenio! Commendatore! Come va? Non c'è male. Come mai non abbiamo più il piacere di incontrarla? Cosa vuole? Sono sempre via. Torno adesso da un giro molto difficile. Ah, è andato bene? Sì, abbastanza. Non bene come al solito, ma bisogna accontentarsi. Commendator, cambiamo discorso. Ma è proprio d'altro che voglio parlare. Posso offrire qualche cosa? Volentieri. Bene, grazie, accomodatevi. Dunque, senti, Gardenio. Meno male, eh? Ah, Marisa, come sta? Lasciami perdere. Quante arie. Melova. Mamma rimbambino. Dopo direi, prego. Grazie. Caffè per tutti. Meno male ci offre qualche cosina. Caffè e latte. Dunque, io sto preparando un grandissimo spettacolo e sto cercando tutte le celebrità del momento. Ecco, io e Sepp appunto stiamo parlando e gli dicevo che io e lei commendatore un giorno ci saremmo incontrati, ci saremmo intesi. Guarda, io taglio corto. Gli affari li faccio così. Passa domattina dal mio ufficio. Sì. Con tua moglie. Firmeremo subito il contratto. Ah, grazie commendatore, ma io tratto i miei affari e mia moglie adesso tratti i suoi. E poi sono tanto occupato, tanto di quel lavoro che... Ascolta quello che ti dice il commendatore, una magnifica offerta. Grazie. No. Andiamo ragazzi. Ma come? Peccato. Avevo in mente una cosa così bella. Commendatore? Sarà per un'altra volta, eh? Commendator Tittoni, la vogliono al telefono. Vengo subito. Ciao, Sepp. Oh, cara, questa è l'ascia mia. Come va dopo tanto tempo? Bene, Sepp. Ho saputo che Ignazio è partito con voi. Sì, cara, partito, ma è anche ritornato senza grana come il solito. Ho bisogno di vederlo subito. Dove abita? È sempre nella solita pensione. Ma senti, usignuolo mio, tanto è inutile, sai. Tuo marito adesso ha i complessi di inferiorità. Ed è logico, con questo popò di moglie scritturano lui per avere te. Commendator Tittoni, lei cercava la signora Lari? Sì. Eccola. Così Gardenio l'ha piantato in asso, però francamente ha perduto una gran bella occasione, sai. Oh, finalmente. Buongiorno. Come va? Bene. La cercavo, sa? Sì? Ma siamo diventate celebri e allora non ci curiamo più di noi poveri impresari. Caro Tittoni, lei arriva a proposito. Vorrei parlare. Bene. Beh, allora io vado, con permesso. Ciao, Sepp. Buona conversazione. Commendatore. Ne riparleremo, eh? Mi dica tutto, bella signora. Ho da chiederle un grosso favore. Sentiamo. Dovremmo andare nel suo ufficio, però. Senz'altro. Per me è un onore. Grazie. Andiamo. Gardenio, la vogliono al telefono. Non ci sono per nessuno. Ma quello insiste, dice che è Tettoni. Come se fa a chiamasse Tettoni proprio non lo so. Tittoni, lasciami passare. Ne sentirei delle belle. Pronto? Oh, finalmente. Caro Gardenio, senti, io ci ho ripensato, eh? Noi due ci si potrebbe mettere d'accordo. Ma pensi piuttosto a pagare il conto? Lei perde tempo con me. Anzi, me lo sta facendo perdere. Come? Non ci sarà mia moglie? Ma no, non ci sarà tua moglie. Ho deciso di far fare tutto a te.
Ti affido la direzione dello spettacolo. Ma lei scherza o fa sul serio? Per avermi come commendatore ci vogliono molti zeri. E va bene, su questo ci metteremo d'accordo. L'importante ora è ristabilire il teatro. Che teatro vorresti tu? Il Sistina. Voglio il Sistina o niente. Il che? 3.000 posti. Va bene, passa domani dal mio ufficio. Va bene, il Sistina. Il Sistina. Il Sistina. Pagherò il conto. Sono le 14, ora di punta del mercatino degli artisti. Ci sono tutti, impresari, cani, pigmei e giganti, donne dai capelli rossi, ragazze dal petto applaudito a Voghera, a Montepulciano, a Frosinone, poveracci dai 100 mestieri. Ma oggi è successo qualche cosa che ha riacceso le speranze di tutti. Ma insomma, si può sapere cos'è sta casara? Calma, ragazze, calma. Gardegno, ti potresti ricordare pure di noi, no? Mi ricorderò. E potrei darmi un affareticetta? Oh, Siretta. Dopo. Oi, Gardenia, una particina me la dà per forza. Sì, dopo. Ah, vabbè, sarà, ma io finché non vedo i manifesti non ci credo. Allora, Gardenia, vengo stasera a firmare il contratto. Sentite, io prendo chi voglio e poi modestamente basterei da sola a tenere lo spettacolo. Buongiorno, ragazzi. Ah, fanatico. Ha parlato Carmen Miranda. Prego. Subito, signore. Grazie. Naccia stivizio. Beh, ci sono novità e a me non mi fate sapere niente. Vi siete scordati quando con le mie risorse personali vi aiutava tutti quanti? Mo si devono vedere gli amici. Pippo, alzati. È arrivata la compagna di Tarzan. Spiritoso. Beh. Senti, Gardè, io mi sono decisa a fare questo mestiere. Ho già perduto la pace in famiglia. Ho già fatto tutte cose. E tu lo sai perché. Perché una sera sono andata a vedere Vando Osiris. E da quella sera ho deciso pure io di scendere una scala come quella. Gardè, ma li ha levata sta soddisfazione. Ma non parlare tanto. Adesso che le cose vanno molto meglio per me, non potrei lasciarvi più. Non so, è come se avessimo fatto il militare insieme. Sì, vi voglio tutti. Ma questa volta non per andare a scavalcare le montagne a Zagarolo e in tutti quei paesi, vi ricordate? Qui ci danno il Sistina. Il Sistina. Che hai detto? Sì, il Sistina. Bisogna dimenticare i propri guai e lavorare con il cuore in mano. Dobbiamo far vedere a tutti chi sono i veri artisti del varietà. Per farmi diventare laziale ci vorrebbero 11 giocatori come lei. Ti piacerebbe di vedermi giocare, eh? Magari. Ma va. Marisa. Caterina, finalmente è mezz'ora che ti aspetto. Scusa, mi sto registrando. No, scusami tu, ma ti devo parlare. Perché non ci mettiamo a sedere un momento, allora? Volentieri. Madonna, che pelliccia. Ti sei sistemata, eh? Beh, non ci pensiamo. T'ha già parlato di tuo marito. Non so se t'ha fatto sapere che Titone gli mette sulla rivista al Sistina. Questa è una cosa che non ho già capito ancora, ma a un certo punto mi sono stancata di pensarci. Stasera andiamo in scena. E tu mi fai un favore. Cosa? Abbiamo faticato giorno e notte tutti quanti. Hai imitato sangue. Non mangiamo più. E Dio solo sa la fame che avevamo fatto. Beh, ora che tutto è pronto io non lo so, ma mi pare che siamo impazziti tutti quanti ad andare davanti al pubblico del Sistina. Signora Lari, l'aspettano per l'incisione. Subito. Cos'è questa storia? Sarà che io mi sbaglio, ma faremo un fiasco che non ci rialzeremo più per tutta la vita. Allora io avevo pensato che per te sarebbe uno scherzo a venire a cantare per noi. Signora Lari, l'orchestra non può attendere. Scusa, Marisa, ma devo proprio andare. Allora, sì o no? No, Marisa. Gesù, che carogna che sei diventata. Ma è possibile? Non capisci che se non ci aiuti tuo marito si rovina? Andrà bene, vedrai. Non t'ho detto di tornare con lui, ma mi pare che ti potresti scomodare dopo tutto quello che ha fatto per te. Non posso, proprio non posso. Credimi. Signor? Scusatemi se non parlo molto bene il vostro bellissimo idioma, ma mi spiego molto bene perché ho fatto militare qua. Adesso andiamo a presentare una cosa molto importante, un match di box tra Jim and John dell'Accademia di Amsterdam. Sarà una cosa che voi stessi farete. Mamma mia! Forza! Bravo, è bravo,
lo sa? Bravo, te lo dico io. Caporali, è pronta la celere? È schierata qui fuori. Caro Seppi, io me ne vado. Perché? I fiaschi mi avviliscono. Ciao. Caporali, andiamo. Coraggio. E va bene, ci difenderemo da soli. Dai, Gardenio, bravo, bravo. Abbiamo trasmesso Trio. Signore e signori, buonanotte. 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 Ah, come sei stata brava, cara, stasera. Sì? Tanto. A proposito, non vai a vedere il debutto di tuo marito al Sistina? No, vado a casa. Triste? Triste per il distacco? Oh, vedrai che sicuramente ritornerà qui. Ciao. Ciao, celebrità. Amo le mie rose coltivare, concimare, innaffiare. Amo le mie mogli avvelenare, scorticare, scotennare. Non son barba blu, fiore d'ogni virtù, son Monsieur Verdoux. Signorina, rina, rina, così carina, rina, rina, se vuol venire con me, le posso offrire un tè. Un tè pieno, pieno, pieno del mio veleno, leno, leno, con uno schizzettin di nitroglicerin. Un bicchierin del mio buon vin, al cloroformio o dal nitrato di chinin. Signorina, rina, rina, così carina, rina, rina, se a casa mia verrà, lei più non se ne andrà. Bravo, bravissimo. Ho visto che succede. Sono applausi veri, applausi veri. Tieni. Marisa in scena. Forza, tocca a te. Il balletto dei negri.
Che è successo? Brava, brava! Sei stata veramente brava! Oh, tesoro! Va. Il pubblico ti vuole ringraziare, caro. Ha visto, commendatore? Anche senza mia moglie, con tutto il rispetto, che è successo, eh? Beh, adesso che tutto è andato bene, voglio dirvi la verità. Sapete chi ha tirato fuori i soldi per fare questo spettacolo? Lei? No. Tua moglie. Mia moglie? Sì. Gardegno, io ho spopolato, adesso tocca a te. Ciao. Mia moglie ha tirato fuori i soldi per lo spettacolo? E adesso è giù in platea, a vederti. Vado. Mi raccomando. Grazie, signori. Sapete, io ho passato buona parte della mia vita a raccontare, inventare cose non vere, e non solo per far ridere. Questa sera voglio raccontarvi una storia vera. Riflettore, prego, su quella porta. Quella signora è mia moglie. Non ci vediamo da molto tempo, lasciate che la saluti. Ciao, Caterina, e grazie. Tutti voi la conoscerete certamente per averla ascoltata alla radio. È Caterina Lari. Vedete, qualche tempo fa recitavo nel teatro di un piccolo paese. Un teatrino piccolo, piccolo, con 4 panche messe in fila. Fu lì che incontrai per la prima volta mia moglie. Mentre il pubblico mi stava applaudendo freneticamente, richiedendomi il bis, a uno, gli venne in mente di farmi smettere per far cantare la ragazza del bar. La ragazza del bar era lei. Lei non voleva cantare, allora tutto il pubblico si mise a gridare: Caterina, 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 Caterina. E Caterina cantò. Perché non proviamo pure noi a chiamare Caterina, eh? Canta, Caterina! Caterina, 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 Caterina. Quando tu stai con me, coppa sto cuore, io già sento che amoro si perdo a te. Vita mia, chi me consola? Gioia mia, senza te, quando tu stai con me. Puoi essere contento, eh? Chi se l'immaginava? Le vuoi bene? T'accarezzo sta faccia insieme a te. Dolce amore, quando tu stai con me.
Cara, ti avevo promesso che avremmo rifatto il viaggio di nozze. Sì. Che ne diresti? Sì, caro, se vuoi.